Buonasera! Caro Urgu! Come va? Bene, lei? Meglio. Che piacere di stringergliela. Piacere di allargargliela. Senta Urgu, un grande successo il suo, Ma io ho visto che è successo qualcosa, ma non riesco a capire cosa è successo. No, è successo che se l'hanno vista tutti, sono 2 anni ormai che il Rai ha spopolato con tutto quel bel jingle, quelle belle Io pensavo che Rai 1 era un accidente, perché da noi dicono un raio che ti vale, Rai 1, un raio che ti vale. Ma che è? No. O è una cazzata? No, Urgu, no, è che lei veramente ha una forza devastante, cioè quando lei è in quello schermo veramente riesce a bucare, lei buca lo schermo. Non lo sapevo. Si vede che funziona il trapano. Vabbè, senta Urgu, lei ha avuto anche dei momenti molto difficili, no? All'inizio. Mi dispiace accennargliene, per carità, di questa moglie che avevo che se n'è andata. Sì, no, non parliamone insomma. No, per carità, io sta mangiando un melone, così lo dico così è. Sì, lei era una mangiatrice divoratrice di melone. Amava il melone. Amava il melone, se lo amava, se lo mangiava intero. Intero, il melone. Melone intero. Un melone di 4,5 kg intero. Se lo mangiava. Se l'ha ingoiato, lei riusciva a mangiarne anche da 6 kg. Come? Ma come? L'ha ingoiata. È pericoloso. Pericoloso sì, tant'è vero che gli è venuto un piccolo colpo di tosse e gli è rimasto il melone incastrato. A lei? A sua moglie? A mia moglie. No. Poverina. Dai. È stata male. Aveva la gola a forma di melone. Di traverso poi. Ma quando è proprio avuto quei problemi seri? Sì, ha fatto 7 rantoli, poverino. Sì, vabbè, ma. Poverino, ogni rantolo era una. Si sentiva. No, vabbè. Questo no, gli ho fatto il terzo. Sì, ma stava morendo. No, come ha fatto il terzo? No, mi scusi, o li fa tutti. No, voglio dire, ci sono bambini. Il primo era. Vabbè, ma non possiamo parlare di questa cosa qui. È una tristezza. Seconda era. Sì. Però è una brutta storia questa cosa, ci fa male a tutti. Cioè, dobbiamo quando ha fatto l'ultimo. Caduto. Col melone. Incastrato. Peccato. Ma peccato perché era un melone molto buono, mi è dispiaciuto per quello. C'erano gli invitati che gli veniva l'acquolina in bocca e non ha potuto mangiare il melone. Lei ha sofferto molto anche perché ha assistito a questo. Sì, io mi sono dovuto risposare d'urgenza, l'indomani stesso lo sono. No, mi scusi. No, lei ha la vedovanza, cioè. Voglio dire, io sono diventato 2 cose in uno fa. La domenica è morta sua moglie. Io in 2 praticamente nello stesso tempo ero vedovo e sono diventato immediatamente sposato. Mi faccia capire, perché con chi si è sposato? Con la badante di sua moglie. La mia badante. Con la sua badante. Veniva dall'Alta Padania questa qui. Quindi c'era già una relazione? No. Ci siamo guardati in faccia e mi ha chiesto, è morto? Gli ho detto sì, e allora ci sposiamo, ho detto sì. Ma come? Davanti alla salma, voglio dire. Davanti alla salma. Ma non è possibile. Poi cosa siete sposati in municipio, cosa avete fatto? Dopo? Allora, dovevamo fare anche il seppellimento. Sì, è certo, appunto quello voglio dire. C'era mio nonno che stava male. Sì. Quindi abbiamo detto, il seppellimento aspettiamo qualche giorno che c'è il nonno che sta male. Chi lo sa. Se muore anche il nonno facciamo 2 seppellimenti in uno. E così risparmiamo. Abbiamo fatto un matrimonio e 2 seppellimenti. Insieme? La gente era già lì. Sono venuti per il seppellimento, li facciamo stare per il matrimonio. Ma che c'è? E cosa li faccio andare a casa e poi tornano? Ma se la gente deve piangere per la morta, cosa fa? Ride per. Ridevano, piangevano. Chi aveva voglia di piangere, piangeva. Chi aveva voglia di ridere, rideva. Ma non ho capito. Li porta la tigre. Ma scusi, che ne so, io se mi immagino il corteo funebre. C'era chi piangeva, chi ballava e chi cantava. E le macchine, la macchina? Le macchine, a piedi loro. E lei? Io in macchina, i morti dietro di noi.
Abbiamo messo 2 casse, Sì. un autista seduto di fianco, eravamo in 3 davanti. Lei, sua moglie e l'autista. E l'autista. E le casse Chi lanciava fiori, chi lanciava grano turco, chi lanciava il riso, chi piangeva e chi rideva. E caspita mi riporta a me. Ci siamo salvati in bellezza. Bella storia questa. Ma non ci crede? No, è impossibile, cioè ma un funerale con un matrimonio insieme e poi cosa fa? Non si era mai visto, tant'è vero che ho vinto il Guinness dei Primatis. Dei primati. Senta, dai.